Siamo con Leonardo Spera, sindaco del comune di Contessa Entellina, piccolo comune dell'entroterra siciliano che negli anni ha, come dire, difeso e rilanciato un'identità culturale, enogastronomica e turistica abbastanza forte con un lavoro progettuale che nasce da dove? Nasce dalla volontà di esprimere al massimo le potenzialità del territorio e lo abbiamo fatto cercando di capire chi nel territorio ha investito e hanno investito tanti giovani, tante risorse che poi hanno fatto delle loro piccole imprese la vera possibilità di sviluppo economico di un territorio intero. Quindi grazie all'investimento fatto sui giovani e per i giovani abbiamo avviato il percorso di un progetto di valorizzazione territoriale. Ecco, senza quelle risorse umane oggi noi non saremmo qui, non saremmo a parlare di futuro per questo territorio, ma sarebbe tutto molto più difficile. La parte vera, la parte buona di questo territorio è la forza e la passione che i giovani hanno di portare avanti le eccellenze che hanno ereditato spesso dai padri, dai nonni, che oggi sono i prodotti vitivinicoli, i prodotti caseari, i prodotti oleari, e noi di questo abbiamo cercato di realizzare un progetto, il Terresicana Experience, che approda al Vinitaly. Un comune dallo straordinario patrimonio naturalistico e ovviamente con una parte legata alla viticoltura che ha tanta storia e con una parte invece enologica con tante cantine che nel corso degli anni insomma, sono nate sempre di più. Anche un momento di fiducia, anche in questo momento diciamo, non proprio bellissimo forse per il mercato del vino italiano. Si dice che i primi vignaioli del territorio, o meglio dei primi vignaioli, c'è traccia nell'antica Entella, nel sito archeologico, città distrutta nel 1250, ma c'è traccia di un interesse molto spassionato verso la viticoltura, e quindi questo è un territorio, il nostro, che ha una vocazione importante, che arriva da lontano e che chiaramente deve essere coltivata. Un territorio che esprime anche altre potenzialità naturalistiche, bellezze incontaminate come la riserva naturale di Santa Maria del Bosco e Monte Genoardo, e poi un'identità storico-culturale che è quella greco-bizantina, l'insediamento degli albanesi, quindi gli Arbresce, una lingua ancora parlata, i riti che sono la forza, diciamo, per il mantenimento della cultura, gli usi e i costumi fanno sì che questo territorio possa avere un interesse importante all'interno dell'area delle terre sicane. Quasi 10 anni fa è nata un po' l'idea di fare un evento, di realizzare un evento che in qualche modo potesse mettere insieme le diverse realtà e le diverse cantine del territorio, il Terresicane Wine Fest. Ormai insomma tappa fissa, all'ultimo weekend di luglio, tra l'altro l'evento si fa in questa straordinaria abbazia che è Santa Maria del Bosco, e oggi in qualche modo, soprattutto in quei giorni, Contessa Entellina diventa davvero una piccola capitale del vino siciliano. Assolutamente, l'ambizione era proprio quella. Guardando, diciamo, il mondo del vino ci siamo accorti, lo dicevo poco fa, che le nostre sono veramente eccellenze. L'abbazia di Santa Maria del Bosco è un'eccellenza naturalistica, architettonica, ma anche ambientale, immersa in un bosco che è variegato, fatto di tante specie anche autoctone, e questa abbazia rappresenta un monumento che ha un interesse fenomenale. Abbiamo coniugato la possibilità di rendere anche la parte privata utile all'attrattività pubblica, quindi un partenariato vero e proprio tra pubblico e privato, perché la gestione dell'abbazia è totalmente privata, se non per una parte gestita dal FEC. E lì si è creato, diciamo, un connubio che ci ha dato la possibilità di portare ogni anno le cantine ad esprimere la loro forza attraverso una giornata di presentazione al pubblico di quelle che sono tutte le eccellenze messe in un unico contenitore, che crea questo richiamo, un richiamo importante per un piccolo comune. Fa più numeri il Terresicana Wine Fest che gli abitanti che sono residenti nel piccolo borgo, e questo per noi è un segnale forte, vuol dire che il borgo è capace di accogliere, capace di attrarre attraverso chi nel borgo produce la cartolina liquida, la chiamiamo noi, di presentazione, che è il vino. Ma assieme al vino dobbiamo iniziare a pensare anche di valorizzare altre produzioni, come dicevo poco fa, che sono l'olio, i prodotti caseari e soprattutto
i prodotti immateriali, quindi la nostra cultura e le nostre tradizioni. Un'ultima cosa, Contessa Entellina ha anche una DOC che è stata utilizzata, è utilizzata, ma come sono i vini di Contessa Entellina? I vini di Contessa Entellina non lo dico per patriottismo o per campanilismo, sono dei vini eccellenti, è una zona importante. Contessa Entellina ha un territorio importante perché un piccolo borgo di 1500 persone ormai immerso in un territorio di 140 km quadri, quindi dalla collina alla parte poi che si avvicina al mare, che siamo più a 150 metri sul livello del mare, quindi abbiamo la possibilità di realizzare vini rispetto anche a diverse altitudini e quindi vini di importanza e di struttura diversa, per cui la DOC Contessa Entellina è una DOC minore, diciamo così, che va rilanciata sicuramente. Questo tipo di iniziativa, quindi la presenza al Vinitaly, il progetto Terre Sicane Wine Fest, mirano a creare interesse territoriale e l'interesse territoriale può portarci a dare un nuovo sfogo alla DOC minore, che è una delle DOC credo più rilevanti che la Sicilia possa vantare. Siamo con Antonio Giovinco, presidente dell'ATS dei produttori, che in questi giorni al Vinitaly hanno realizzato uno spazio espositivo, culturale, davvero anche molto partecipato, con tantissime attività. Come è nato un po' l'ATS e quali sono un po' le attività e gli obiettivi? Grazie innanzitutto per averci dato questa disponibilità, insomma, di poter presentare l'ATS. Tutto nasce da una volontà del sindaco Spera, quindi del comune di Contessa Entellina, di mettere assieme quante più aziende agricole, soprattutto sul vitivinicolo della zona delle Terre Sicane, quindi zona che comprende Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Menfi, Santa Margherita, Montevago, e che mettendo assieme una rete di produttori si potesse portare avanti tutta una serie di iniziative, quale partecipare al Vinitaly 2026, sono state giornate meravigliose, c'è stata la possibilità, questa grande vetrina, di poter presentare i vini del luogo al Vinitaly, dove ci sono stati tantissimi clienti, tantissime aziende del mondo con i quali ci siamo interfacciati, e nello stesso tempo abbiamo intenzione di portare avanti una carta dei vini delle Terre Sicane che a breve verrà presentata probabilmente a Palermo. Poi successivamente nella prossima estate, quindi nel prossimo luglio, andremo avanti e quindi per la prima volta quest'anno, dopo parecchi anni, ci sarà la rete dei produttori Terre Sicane che organizzerà, quindi assieme al comune Contessa Entellina, il Terre Sicane Wine Fest nella meravigliosa abbazia di Santa Maria del Bosco. Tanti piccoli produttori che in qualche modo veramente fanno sì. Forza comune per lanciare un messaggio importante e proporre ovviamente delle alternative inclusive in dei territori che, diciamo, in qualche modo a volte vengono anche un po' lasciati indietro, un po' come le aree interne. Riteniamo che fare squadra sia una cosa fondamentale per far crescere un territorio, per far crescere una terra che dà dei prodotti meravigliosi. Sicuramente questa rete darà la possibilità di poter far conoscere al mondo i prodotti delle Terre Sicane.